Volare, guardare il mondo da un'altra prospettiva, soli, lontani da tutto. Una passione che aveva conquistato Mario Ceccato in queste immagini girate da lui stesso a bordo di uno dei suoi ultraleggeri. 70 anni in pensione, era stato rapito da quello che non era un semplice passatempo. Il giornalista Giovanni Negro lo aveva conosciuto qualche tempo fa, doveva scrivere un articolo su di lui. Durante la loro lunga chiacchierata Ceccato gli aveva spiegato com'era nata questa passione. La sua passione per il volo è iniziata in Croazia, stava facendo del windsurf e ha visto un deltaplano a motore, si è innamorato e corso subito in bici verso l'hangar e ha chiesto al signore di poter fare un volo. Ha detto paura nessuna, da lì è partita questa sua passione. Ha preso il brevetto di volo. Da quel momento non aveva più smesso di volare, aveva maturato una grande esperienza attraversando l'Italia. Era un brevetto pilota, lui partiva anche dalle Dolomiti, andava in Sicilia con la moglie, andava anche un amico. Anche al campo di volo San Marco di Cairano, dove l'ultraleggero ieri sera si era alzato in volo prima del dramma, lo ricordano come un pilota dalla grande esperienza e molto capace. Il responsabile della superficie aveva parlato con lui pochi minuti prima del decollo, 2 chiacchiere tra amici, qui Ceccato era di casa. Ma il settantenne non si limitava a pilotare gli ultraleggeri, da anni li assemblava lui stesso. I suoi aerei li costruiva nella vecchia casa della madre, lì a Curogna, in una frazione qui di Pedalobba, e acquistava i progetti e poi lui pensava all'assemblamento degli aerei. Questo stava già preparando il quarto ultraleggero, ognuno aveva il suo nome, li vendeva su commissione, qualcuno li chiedeva. Aveva trasformato la casa dei genitori a Curogna nella sua officina. Di fronte abitava Yuri Bortoli, 47 anni, piastrellista, padre di 2 figli. È così che si sono conosciuti e hanno stretto amicizia. Anche in Yuri era nata la passione per il volo. Ieri sera i 2 amici si sono dati appuntamento al campo San Marco per un breve sorvolo prima del tramonto, poi la tragedia. Probabilmente partito da Cairano, probabilmente doveva far vedere qualcosa. Mi sembra un po' impossibile questo schianto su questa casa qua, non riesco a capire.